Ed eccoci tornati, Verona Economia, rimaniamo in tema di imprese. Oggi un comunicato della Coldiretti ci sottolinea come le imprese agricoli femminili in Veneto siano una consolidata realtà. Pensate, sulle circa 7.000 imprese al femminile nella nostra regione, la metà è veronese. Guardiamo proprio dal sito veronaeconomia.it, donne imprese Coldiretti Verona stila il bilancio di fine anno e diamo subito il benvenuto e la linea a Chiara Arecchia, che è responsabile proprio di Donne Impresa Coldiretti Verona. Benvenuta, Chiara. Grazie mille Matteo, grazie mille, buonasera a tutti. Allora, partiamo da questo dato interessante. Circa la metà delle imprese femminili in Veneto sono a Verona. È una statistica molto interessante questa. Assolutamente, è una statistica importantissima anche perché un report dello scorso anno della Camera di Commercio vedeva per la prima volta dopo anni in calo il numero delle nuove imprese femminili rispetto al numero delle nuove imprese maschili. Questo sta a significare che l'attrattiva dell'agricoltura nei confronti anche del mondo femminile, dell'imprenditoria femminile, è sempre maggiore ed è sempre maggiore per tantissimi buoni motivi. Ne diciamo Perciò, insomma, qualcuno, ne diciamo qualcuno. assolutamente. Allora, innanzitutto è assolutamente in linea con quello che sono le tematiche attuali, ma poi diciamo che permette al mondo dell'imprenditoria femminile di sviluppare tutto quello che sono quelle anche caratteristiche che sono tipiche delle donne lavoratrici. Soprattutto a partire da 20 anni a questa parte, con la legge sull'orientamento in agricoltura, che ha permesso la multifunzionalità all'interno dell'agricoltura, il mondo femminile può assolutamente spaziare e trovare campi finora, diciamo così, inesplorati. Infatti tutto quello che può essere condotto all'interno di un'impresa agricola può diventare attività agricola. Tra l'altro sempre più importante il presidio di Donne Impresa che lei rappresenta appunto per Verona ai tavoli istituzionali cittadini. Fare rete è possibile, Donne Impresa testimonia anche questo. Sì, è fondamentale fare rete, soprattutto io dico sì tra imprese agricole, ma anche tra imprese di altri settori. Fare rete trasversale porta a un accrescimento, a un ampliamento di vedute anche all'interno delle imprese stesse. E infatti i tavoli in cui adesso anche l'imprenditoria femminile agricola si trova seduta ne sono un esempio. Ad esempio in Camera di Commercio, all'interno del Comitato per l'imprenditoria femminile, infatti riusciamo a creare comunque momenti di confronto e momenti formativi trasversali per le imprese, anche perché in un territorio, in un distretto economico, i vari settori sono assolutamente collegati tra di loro e quindi un tavolo di dialogo comune favorisce tutti i settori. Tra l'altro vediamo una foto molto bella dei bambini all'interno di una scuola elementare con il cappellino della Coldiretti che alzano le mani e davanti a loro insomma hanno anche dei lavoretti ispirati proprio al tema agricolo. Altra cosa che fa Donne Imprese, in generale anche Coldiretti, è proprio una formazione fin dalla tenera età per cercare di creare una filosofia, una mentalità legata a questo concetto nuovo e sempre più diffuso di sostenibilità, che non è solo un concetto così rarefatto, ma nel vostro caso è tangibile. Sì, in effetti è un concetto reale, è un concetto concreto che abbraccia la filosofia produttiva di un'azienda di 460 gradi. Cioè la sostenibilità non è solo nel campo, non è solo all'interno del momento, diciamo così, prettamente di produzione di un prodotto agricolo. È una filosofia che abbraccia tutto, tutto, assolutamente, dalle scelte dei fornitori alle scelte poi anche dei clienti e soprattutto è un'idea che, come si è visto con i bambini, si vuole trasmettere anche alle generazioni future, cioè si vuole far capire quanto importante sia la sostenibilità anche attraverso le scelte alimentari che si fanno, consumare prodotti di stagione piuttosto che consumare prodotti che vengono prodotti vicino anziché lontano, sono tutte scelte che portano al di là di un miglioramento della salute perché l'alimentazione è fondamentale, il mangiare sano, il mangiare i prodotti stagionali sono scelte che portano a un miglioramento della salute, ma anche di impatto sul territorio. Tra l'altro questa iniziativa prende proprio il nome di Semi Insegni, Educazione Civica Ambientale e Alimentare. 1500 bambini coinvolti, numeri molto interessanti. 1500 bambini solo delle scuole primarie e qui a Verona
Infatti sono tantissime le classi coinvolte, perché si parla di 56 classi delle scuole primarie e poi altre 14 classi delle scuole secondarie, e si arriva a un totale di 2000 ragazzi coinvolti. Questo dà a pensare a come è possibile arrivare a quelli che saranno i consumatori di domani, perché poi quello che si impara da piccoli, quindi quello che noi insegniamo da piccoli, i bimbi se lo portano appresso, lo fanno loro, se lo portano avanti, e quindi sono concetti, quelli nostri dell'agricoltura, basati appunto anche sulla la limitazione del consumo del suolo, rispetto per l'ambiente, che sono così, grazie a questa iniziativa, trasmessi a quelle che saranno le generazioni future. Tra l'altro, l'agricoltura dà spazio a, diciamo, all'imprenditoria femminile, ma anche a quella giovanile. Tantissimi giovani che si sono avvicinati proprio a questo settore negli ultimi anni, un settore che ha saputo anche attingere ai fondi europei. Molto spesso vanifichiamo anche gli aiuti derivanti appunto dall'Unione Europea perché non sappiamo metterli a terra, calarli in progettualità concrete. Invece Coldiretti ci ha insegnato in questi anni che si può fare anche questo. Sì, questo è un po' un tasto dolente, perché appunto pensare a tanti fondi che ritornano anziché essere consumati sul territorio, insomma, non è una cosa bellissima, però come dicevi tu, grazie a Coldiretti, grazie ai funzionari di Coldiretti, si riesce a prendere questi fondi, come dicevi, a calarli sul territorio, perché le iniziative anche di innovazione in agricoltura, soprattutto dai giovani, perché sono loro poi che siano uomini o donne che siano, sono tante, sono molteplici e meritano un investimento da parte della comunità europea, assolutamente. Insomma, è un momento particolare per l'economia di grande ripresa, qualche incognita, dicevamo, per i costi energetici, i costi delle materie prime. Anche il vostro settore deve fare un po' i conti con questa situazione, vero? Sì, sì. Allora quello dell'aumento dei costi energetici, diciamo, è un argomento molto pesante che tocca tutte le imprese, non solo quelle agricole. Quelle agricole stanno soffrendo parecchio perché a questo aumento non c'è stato un adeguamento poi dei prezzi di vendita, ed è per questo che adesso diventa veramente necessaria quell'operazione un po' di suddivisione di responsabilità su tutto quello che è la filiera agroalimentare e su tutti i componenti di questa filiera, quindi anche l'industria alimentare come anche coloro che fruiscono appunto i servizi, perché i prezzi di vendita poi non hanno, diciamo così, avuto quell'incremento che corrisponde a una compensazione di questi aumenti energetici. E speriamo insomma che anche le restrizioni dovute, per carità, anche in questa fase dell'anno non incidano sui consumi dei prodotti agricoli attraverso bar, ristoranti e quant'altro, perché insomma il settore, dicevamo prima con un ospite che ci ha preceduto, rischia veramente di tornare un po' in difficoltà. Ma vorrei chiudere questa puntata stasera anche con un po' di ottimismo, quindi proviamo a guardare oltre, proviamo a guardare al 2022 che sta per arrivare. Qual è l'auspicio di Chiara Recchia per l'anno nuovo? È un auspicio, diciamo, che è il consueto auspicio che ci facciamo di una buona annata agraria, di un saper cogliere quali sono le nuove opportunità, perché è una ripresa, sarà una ripresa comunque diversa, lo è stato nel 2020, sarà stata nel 2021, sarà nel 2022. Speriamo di essere meno flagellati anche dal punto di vista climatico, perché un altro argomento importantissimo che Sì. riguarda l'agricoltura è il cambiamento climatico, quindi speriamo che insomma da lassù ci sia un po' di clemenza in questo senso, e che un augurio, anzi un incoraggiamento che faccio a tutti gli agricoltori è quello di pensare sempre alla qualità, la qualità che deve essere sempre migliorata e divulgata. Ecco. Grazie a Chiara Recchia, responsabile Donne Impresa Coldiretti Verona, per questa testimonianza e anche per l'ottimismo che ci ha infuso in queste ultime parole. Chiara, auguri di buone feste, di buon anno e sicuramente nel 2022 torneremo a contattarti nuovamente. Io sono disponibile, se posso assolutamente portare anche news da parte dell'agricoltura, sono assolutamente disponibile. Grazie a te Matteo, grazie per l'invito e un augurio a tutti, indistintamente, di un buon Natale e un felice 2022. Grazie Grazie. per essere stata con noi.
Grazie. E Verona Economia per questa sera termina qui. Io tra poco do la linea, anzi tra poco vedrete il collega Alessandro Bonfante con l'edizione serale del TG Daily. Da parte mia un buon proseguimento di serata e noi ci vediamo domani.